24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. PM10 abbattute del 60% e CO2 diminuite del 10%. Questi i numeri più rilevanti di Clean Venice, il progetto della Regione Veneto sull'impiego dell'additivo per gasolio Magigas D7 negli autobus ACTV, l'azienda del trasporto pubblico locale. Il piano è stato coordinato da Evincon, società veneziana di consulenza ambientale e partner commerciale di Magigas, azienda toscana che ha ideato e fornito Magigas D7, additivo a base di bioetanolo che nasce dagli scarti delle attività di viticoltura, trasformando rifiuti organici in carburante. Dopo una fase iniziale sulla flotta degli autobus ACTV cooperativi al Lido di Venezia, l'ultima fase della sperimentazione è stata avviata su mezzi pubblici in circolo a Mestre nel periodo giugno-agosto 2011. 3 guardie giurate della Civis e un rapinatore sono rimasti feriti sabato sera attorno alle 22 nel corso di una sparatoria seguita all'assalto di un furgone portavalori. È accaduto a Mestrino, nel Padovano, davanti al centro commerciale Iperlando in via Galilei. I vigilantes avevano appena prelevato l'incasso e stavano per salire sul mezzo con i sacchi di denaro, ma una banda composta da 4 o 6 uomini li stava attendendo dentro un ex ristorante nelle vicinanze rimasto in disuso. I banditi si presume fossero armati di 2 Kalashnikov e di 2 fucili a pompa. Erano vestiti in mimetica e avevano i volti coperti da passamontagna. Le 2 guardie che stavano uscendo dalla cassa continua sono state assalite all'improvviso, poi anche la terza, che era sul furgone, è stata colpita da una raffica di proiettili. Uno dei vigilantes ha cercato di reagire ma è stato disarmato da un bandito che poi gli ha sparato alle gambe. Un'altra guardia è stata sequestrata e poi abbandonata in un fosso. Uno della banda, rimasto ferito, è stato preso, mentre gli altri sono riusciti a fuggire in direzione Vicenza con una parte dell'incasso del valore di 102.000 euro. Le indagini sono ancora in corso da parte dei carabinieri, che stanno visionando i filmati delle telecamere sparse nella zona attorno al centro commerciale, che avrebbero ripreso nei dettagli l'assalto e la sparatoria. È calato il sipario sull'anteprima di Classica Music World, iniziativa dedicata all'opera lirica e alla musica classica, che si è svolta a Verona Fiera da giovedì 19 a domenica 22 aprile e ha proposto oltre 120 che hanno visto protagonisti 100 artisti di alto livello qualitativo, tra i quali Katia Ricciarelli, madrina della manifestazione. Da una ricerca commissionata da Verona Fiere risulta che il visitatore, molto interessato e qualificato, si sia dichiarato molto soddisfatto della proposta artistica, dando un parere positivo sulla manifestazione. Classica Music World è una start-up che punta a crescere nel tempo. Quest'anno sono state gettate le basi per costruire una solida rete di relazioni con tutti quei soggetti che puntano a promuovere la cultura musicale sia sul territorio che a livello nazionale. 3 giovani sono stati arrestati a Spinea, nel Veneziano, dai carabinieri perché sospettati di gestire lo spaccio di droga che veniva acquistata dai ragazzi del paese. Si tratta di persone del luogo, di età comprese tra i 22 e i 34 anni, sottoposte a perquisizione dai carabinieri di Spinea nella notte tra sabato e domenica. Sono stati trovati in possesso di un piccolo supermarket degli stupefacenti, cocaina, marijuana, hashish ed ecstasy, per un totale di 1,5 netto di sostanze nascoste nelle automobili e nelle loro abitazioni. In particolare è stato sequestrato 1 netto di cocaina, oltre alla strumentazione per la preparazione delle dosi, che i 3 avrebbero confezionato in un locale laboratorio annesso ad una delle abitazioni. Ancora una volta nella maratona di Sant'Antonio si confermano più veloci i keniani e i brasiliani. Sono infatti queste le nazionalità che salgono sul podio della 13ª edizione della competizione.
Vincitore assoluto per la categoria maschile il keniano Wambai alla sua prima prova sulla distanza e la brasiliana Dos Santos per la categoria femminile. Tra gli italiani è stato Alberto Montorio il più veloce. Per la categoria handbike, ancora una volta il primo a tagliare il traguardo è stato Alex Zanardi, che quest'anno non stabilisce un nuovo record, ma con questa prova si prepara per Londra. Non è certamente né un campionato del mondo né l'Olimpiade, però è una vittoria per me importantissima, quindi adesso è tempo di festeggiare. Per Londra è un'incognita, io posso soltanto dire che è entusiasmante percorrere la strada che mi sta portando a questo orizzonte, che per me è estremamente eccitante, ma non ho nessuna fretta ad arrivarci perché in realtà mi sto già divertendo tantissimo a fare ciò che faccio. Là porterò tutto il mio lavoro, tutti i miei miglioramenti, che so essere più che modesti, anzi devo dire proprio, non dico sorprendenti, ma comunque considerevoli rispetto allo scorso anno. E mentre i campioni si sono cimentati nella maratona, in 20.000 podisti hanno partecipato alle straccittadine, percorsi non competitivi di diversa lunghezza, da un minimo di 2 km a un massimo di 12. Tanta gente comune, di tutte le età, che singolarmente o in coppia o in gruppi più numerosi hanno colorato le vie adiacenti Prato della Valle. Cattolica e Partners, progetto di vita e adesso una mano ai giovani. Il gruppo assicurativo ha presentato il piano per aiutare gli under 35 che desiderano avviare nuove attività imprenditoriali innovative. Tutti i particolari su industria e finanza. 24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.